Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e malvenuti ancora su un gameplay del nostro Matteo Saltini che guida la Lega dei Cavalieri. L'ordine sacro alla ricerca della Madonna. La troveranno in questa galassia? Rimanete con me per scoprirlo. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con un quesito bellissimo. Questo meteorite che punta esattamente il Seiya Carro IV, questo pianeta dove c'è una popolazione aliena completamente differente da noi. Secondo voi, allora la Lega potrebbe salvarli, però ha la flotta impegnata a dare la caccia alle balene spaziali per proventi, alle meduse spaziali. Adesso non ho ancora deciso se dargli il nome di balene o di meduse. E secondo voi la Lega cosa potrebbe fare? Potrebbe salvare questa popolazione oppure no? Ragazzi, io sono dell'idea che la popolazione su Seiya Carro debba in qualche modo riuscire a salvarsi da sola. Perché la Lega è per l'autodeterminazione dei popoli. E se però questa autodeterminazione non avviene, vuol dire che sono destinati a estinguersi. E chi siamo noi per metterci contro al volere divino? Non siamo nessuno, ragazzi. Perciò. Nel frattempo vediamo la storia fare il suo corso. Abbiamo sbloccato diverse tecnologie. Allora, io direi che arrivati a questo punto potrei o migliorare i deflettori oppure no. Io direi andare sui sussidi energetici perché abbiamo bisogno di crediti. Intanto stiamo andando avanti con la storia della nave precipitata. Allora, ci dicono che i nostri archeologi su Kundra V si sono imbattuti in un droide frantumatore impazzito. Marco Evangelista, tra l'altro Evangelista scritto male, adesso lo andiamo a correggere, riesce a scampare alla sua furia, ma diversi altri archeologi non sono stati così fortunati. Ciò causerà dei ritardi. Va bene ragazzi, a volte capitano i pericoli negli studi archeologici, però è così, è la vita che se ne va. Come quella di questo meteorite ragazzi, che a breve impatterà su questo pianeta. Ma noi non possiamo farci nulla. È il destino. Guardate tra l'altro noi che osserviamo dalla stazione di osservazione. Però è così ragazzi. Il destino delle cose. È così che vanno le cose. Già, è un brutto destino. È un brutto universo. Intanto, intuizione rivoluzionaria imminente. Abbiamo raccolto informazioni sufficienti per creare una nuova intuizione tecnologica da approfondire ulteriormente la prossima volta che avremo un evento di osservazione che farà progredire i nostri indizi. Otterremo una nuova opzione di ricerca. Interessantissimo. Questa di segni di attività la ignoriamo per adesso e continuiamo. Godiamoci questo bellissimo tramonto di questa civiltà. Intanto abbiamo trovato le specie pre-sapiens, una specie di artropoide su Tissilum III. Possiede un'intelligenza fuori dal comune. Queste creature si sono evolute in tutto il paesaggio arido e roccioso del pianeta per dominarne l'ambiente. I test condotti dallo scienziato Luca Zaio di Space Y Discovery dimostrano che la loro evoluzione può essere accelerata dall'applicazione della giusta tecnologia. Qualcosa da tenere a mente per il futuro. Abbiamo trovato degli esseri che potremmo in un futuro potenziare. Ecco, intanto nuova perk per il nostro leader Matteo Saltini che mi prende. Interessante questo della produzione di risorse. Un industriale. Lui che caratteristiche ha? Protettore del suolo, beh ovviamente, essendo leghista. E comprensione logistica. Io direi che insieme alla comprensione logistica direi che gli possiamo dare anche uno specialista, così andiamo a produrre di più. Sempre di più. Intanto abbiamo costruito qua noi la nostra, benissimo, la nostra
le nostre miniere, andiamo avanti a prendere questo sistema. Dobbiamo arrivare qua per arrivare alle fauci del diavolo e prendere quel materiale e andare anche a studiarlo. Tanto qui siamo bloccati. Allora a questo punto io direi andiamo a prenderci questo sistema. Ci vorrebbe uno scienziato che mi studi, però vabbè, adesso va bene così. Qua abbiamo trovato un boccaporto d'attracco. Sull'orlo di un piccolo cratere sulla superficie è visibile un boccaporto che sembra condurre all'interno di un asteroide. Un tempo era sicuramente nascosto, ma ora è stato esposto dagli impatti dei micrometeoriti. Andiamo assolutamente a ricercarlo, vediamo un attimo che cos'è. Assolutamente. E dicevo, la nostra flotta rimarrà così. Magari gli diamo qualche nave in più. No, non è vero, ci servono tutte le risorse. Tanto, primo contatto sospeso con questi droni minerari. I rapporti sui droni dello spazio profondo precedentemente incontrati sono stati esaminati accuratamente. I droni sembrano essere lavoratori e custodi di un'operazione mineraria orbitale autonoma, stabilita millenni fa, e poi in fretta e furia abbandonata da tutti tranne che dai droni stessi, visto l'ottimo stato delle attrezzature di lavoro. Infatti possiedono potenti laser minerari e quando vengono avvicinati fanno delle manovre minacciose. Se non del tutto ostili verso le navi celtiche, possono essere solo vecchi droni. Infatti possiedono potenti laser minerari e quando vengono avvicinati fanno delle manovre minacciose, se non del tutto ostili verso le navi celtiche. Possono essere solo vecchi droni, ma dovrebbero essere tenuti sotto stretta sorveglianza dalla Lega di Matteo Salvini. Assolutamente, li terremo sotto stretta sorveglianza. Intanto abbiamo Luca Zaio che mi può diventare o un archivista oppure un esperto di nuovi mondi. Interessante questa. Velocità ricerca nuovi mondi più 5% opportunità per l'opzione di ricerca nuovi mondi. Io direi nuovi mondi facciamo. Assolutamente andiamo a ricercare anche questa anomalia che ve la faccio vedere. Fluttuazioni temporali insolite. Fluttuazioni insolite nello spazio-tempo sono state rilevate nelle vicinanze di C472. Si consiglia di effettuare ulteriori analisi e noi li andremo a fare. Un altro avamposto. Intanto abbiamo trovato, ah sì, la storia del cantiere navale abbandonato è andata avanti. Un grande frammento asteroidale 944 PN98 è stato svuotato per permettere la costruzione di qualche tipo di cantiere navale. È stato abbandonato ed esposto al vuoto spaziale per secoli. Se anche fosse rimasto qualcosa di utile, di sicuro è stato recuperato da precedenti esploratori. Il design del cantiere navale è però unico e potremmo imparare molto dal suo studio. Assolutamente, assolutamente. Allora, qui tra l'altro, ok, sa già dove andare, va bene. Ok, a lei gli diamo una costruzione qua. Perfetto. Mi piacerebbe costruire anche una base stellare qui, in modo tale da recuperare più avanti le risorse dai buchi neri. Però, vediamo, magari ne costruiamo una qui di base. Quante ne posso costruire ancora? Ah, non è ancora costruita neanche una. Ah, ok. No, allora magari qui la andiamo a costruire. Magari qui lo facciamo. E magari l'altra anche qua. Anche qui vedo che c'è un buco nero. Sicuramente tante cose da fare. Prisma temporale. La nostra analisi delle fluttuazioni temporali nel nostro sistema Tissilum ha rivelato qualcosa di notevole. Enorme prisma che galleggia nello spazio. Invece della luce, il prisma rifrange il tempo. Wow. A seconda dell'angolo di incidenza, l'equipaggio della Space Y Discovery riferisce di sperimentare il tempo a ritmi diversi. Le scansioni indicano che alcuni sono invecchiati rapidamente, mentre altri sono giorni o addirittura anni più giovani di quanto dovrebbero essere. Voglio capire come hanno calcolato che sono alcuni giorni più giovani, però vabbè. Forse sarebbe stato meglio tradurre con mesi o anni più giovani. Vabbè, comunque. Mentre il nostro studio del prisma ha certamente approfondito la nostra comprensione della natura e delle proprietà del tempo, la sua origine e il suo scopo rimangono un mistero. Bellissimo ragazzi, ottimo. Ottimo, ottimo. Andiamo avanti. Qui intanto la popolazione vedo che non so se si riusciranno a salvare da soli, ma mi sa di no. Potrebbe essere considerata una crudeltà questa, però ragazzi è la vita.
Buon lunedì 19 agosto, ragazze e ragazzi fra i 10 e i 99 anni. Un saluto, un aggiornamento sui lavori in corso qua. Innanzitutto un grazie, ho passato una settimana straordinaria, posti fantastici, gente accogliente, generosa, simpatica, rispettosa. Tante foto, tante strette di mano, tante chiacchierate. Ho incontrato pugliesi, ho incontrato romani, milanesi, veneti. Mamme, papà, nonni, bambini col sorriso, poliziotti tranquilli, insegnanti, studenti, artigiani, agricoltori, commercianti, credenti e non credenti, di treni, di pullman, di macchine, di autocolonne della CGIL, CISL, WIL, di Berlinguer, del concerto del 1° maggio, perché in mezzo agli operai, ai precari, agli studenti, ai poliziotti, agli artigiani, alle partite IVA, alle mamme in cerca di lavoro, macchino il furgone vecchio, il trattore vecchio o il camion vecchio, però pastiglietta la mattina, pastiglietta la sera, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti. Torna la doppia contabilità, torna l'obbligo dei conti correnti, l'obbligo della carta di credito, l'obbligo del bancomat, penalizzazione per chi paga in contanti, fermano la tassa unica per chi fattura fino a 100.000 euro e complicano la vita a chi fattura fino a 65.000 euro togliendo il regime forfettario, rimettono burocrazia per raggranellare 30 milioni qua, 50 milioni là, per ridurre le tasse, asili nido gratis, soldi ai disabili, soldi alle famiglie, soldi alle imprese, tassa sulle bibite zuccherate, la tassa sulla plastica, perché i biscotti, i gelati, l'acqua, semplicità, trasparenza, onestà, meno tasse, più lavoro, più crescita, più sviluppo, sterminiamoli, cancelliamoli, aboliamo gli anziani, facciamo da soli e stiamo meglio e lavoriamo di più e controlliamo di più e siamo più sicuri e siamo più tranquilli, più sbarchi, più partenze, più problemi, più morti in Sicilia ma anche in Puglia, in Calabria, in Sardegna, dalla Calabria al Veneto, dal Lazio al Piemonte passando per la Toscana, la Sardegna, la Sicilia. I fascisti, i nazisti, i razzisti, gli alieni, i marziani, i venusiani, i terrapiattisti di Renzi, di Zingaretti, di Franceschini, di Gentiloni, di Orlando, della Boschi, di Lotti, vicino al popolo, vicino agli operai, vicino alle persone in difficoltà, vicino ai precari, disoccupati, cassi integrati, di umanità, di gioia, di costruzione, di proposta, di futuro. Alberico c'è, Chiara, Cristina, Stefano, Alberto, aspetto Giovanna, aspetto Carolina, aspetto Gaetano, Conte, Maio, Renzi, Rodriguez, Zingaretti, Icciargia. Prendo atto, buona giornata e buon lavoro. Purtroppo l'impatto di un asteroide su Seie Carro IV è successo. Come previsto, l'asteroide diretto verso Seie Carro IV ha impattato sulla superficie del pianeta, causando danni irreparabili al suo ecosistema. Gli scienziati della stazione di osservazione hanno solo potuto guardare in silenzio, mentre la maggior parte della civiltà pre-salto nello spazio che stavano studiando è stata spazzata via, è così, dall'esistenza. Un destino tragico, ma non spettavano interferire. Sì, ragazzi. Seie Carro V A è diventata una tundra. È diventata una tundra, però ci dà più ricerca. È interessante questa cosa, ci dà più ricerca, molto interessante direi questa cosa. Qui intanto abbiamo costruito il nostro avamposto, andiamo a prendere le risorse, vabbè, vabbè, forse era il caso anche di non costruirlo, però ragazzi è così, la vita è anche questa. La vita è anche questa. Intanto andiamo a colonizzare questo pianeta. Va bene, abbiamo scoperto i cristalli rari. Ottimo, fatemi vedere dove sono, immagino verso il basso, esatto, perfetto, ok. Intanto andiamo a costruire la nostra nuova colonia. Andiamo a colonizzare, non abbiamo abbastanza, non abbiamo abbastanza risorse. Quindi io a questo punto andrei a creare una stazione per produrre, un'industria per produrre. Anche qua dobbiamo andare a migliorare questo tratto, i servizi. Andiamo a fare degli oroteatri che possono sicuramente migliorare la situazione. Qui su questo pianeta, anche qua la popolazione siamo al massimo, direi di spingere un distretto minerario, ma ancora non possiamo farlo. Va bene.
Acquisizione dell'ecosistema. I nativi della società Lozavatan su Seiaro IV hanno recentemente iniziato a colonizzare nuove regioni del pianeta. La flora e la fauna locale, inizialmente molto diverse da quelle che si trovavano nel territorio abitato, sono state completamente assorbite dal collettivo, che sta adottando un approccio radicale ma metodico per regolare l'ecosistema. Alcune specie animali vengono spietatamente sterminate, solo per essere sostituite da altre, mentre le piante invasive soffocano la vita degli alberi autoctoni. La padronanza è notevole, ma non possono evitare certi contrattempi in aree del clima insolito, dove le forme di vita introdotte non possono sopravvivere a lungo. Crediamo che presto troveranno un modo per aggirare questi ostacoli e alla fine il pianeta intero sarà uniforme, presentando condizioni ottimali per la crescita del collettivo. Io direi che questa cosa mi sconvolge. Sì, perché la Lega ha questa roba del collettivo, ai ai ai. Comunismo, lì si va verso il comunismo, non piace alla Lega, non piace. Anche se Matteo Saltini è nato come un uomo di sinistra, però poi si è spostato più verso destra. Intanto siamo andati avanti con l'evento della nave precipitata. Questo registro sembra essere stato salvato da Uxia, il terzo ufficiale. Il primo ufficiale Yitar si è suicidato ieri, strappandosi le antenne. Va bene. Il tecnico di seconda classe, Misiva, si è autoproclamata imperatrice poco dopo. Malissimo. Ma le rivolte per il cibo l'hanno costretta all'esilio sul ponte inferiore. La situazione è molto brutta e il cannibalismo dilaga. Aia. Pirvax è diventato completamente magenta dopo l'esplosione del suo basso ventre. Oddio. Dovrebbe essere morto, ma è ancora qui. Ora è venerato come una divinità per il suo mutamento di colore. Cosa cavolo sta succedendo su quella nave, ragazzi? Cosa cavolo sta succedendo? Una roba incredibile. Allora, progetto in scadenza. Fatemi vedere i detriti qua. Allora, io farei quasi quasi un'altra nave scientifica, perché poi andremo a liberare anche questa. Io direi che, visto che non ci sono più, diciamo che la caccia si è un attimo fermata, andiamo a liberare questa qui. E andiamo a farci una nuova classe scientifica. E vediamo un po'. Tanto abbiamo fatto la compagnia commerciale interstellare. Ok, va bene. Perfetto. Andiamo a fare a sbloccare qualcos'altra cosa. Ah, mi piacerebbe fare abitabilità. Devo dire che mi piacerebbe parecchio, anche per aumentare il numero di... Ma no, di navi nella flotta, ma non abbiamo nessun problema. Andiamo a fare la terraformazione invece, che è molto molto utile, perché noi dobbiamo espanderci, ragazzi. Construction complete. Intanto è stata costruita una struttura, bene. Andiamo a prendere un po' di risorse. Allora, aspettate, troppe cose. Tradizione disponibile, perfetto. Fervore coloniale subito, ragazzi. Subito, perché proprio dobbiamo espanderci. Qui abbiamo fatto un'agenda che è società in evoluzione. Andiamo a fare qualcos'altro. Allora, vediamo che cosa possiamo fare. Andiamo a fare colonie superiori, in modo tale proprio da focalizzarci sulla diffusione proprio dell'uomo nei vari settori. Qui non posso costruire materie prime. Ragazzi, non sono messo benissimo, mi mancano un po' di materie di base. Allora, vediamo una cosa. Fatemi vedere. Però ho abbastanza denaro, io direi a questo punto di prenderlo. Intanto qui abbiamo un distretto industriale, ok, che sta spawnando benissimo. Qui io posso fare qualcosa tipo gli ospedali. No, per pushare, no, non posso neanche fare gli ospedali per pushare, quindi niente, ci riteniamo così. Va bene. Allora, andiamo a prenderci un po' di leghe, consumando un po' di denaro, ma direi che ci servono, perché adesso con queste leghe noi andiamo a fare una nuova nave scientifica. Perfetto. E poi direi a questo punto questo li portiamo qui e andiamo a colonizzare. Non ci basta, quindi questo non lo portiamo più qui. Andiamo a costruire, andiamo un altro ordine, diciamo vai qui, ok, e qui allora
andiamo a colonizzare. Ecco, adesso possiamo. E la chiamiamo... Ce l'ho il nome, ragazzi. Pontida. Oh, là. Via. Partiamo a colonizzare il pianeta. Ecco la flotta che sta arrivando, la Excalibur. Intanto qui abbiamo... abbiamo 2 navi. Come mai 2 navi? Allora, andiamo a prenderci un altro scienziato che possiamo prendere. Ispezione veloce. Questo è buono. Quindi ci prendiamo questo leader. Però non mi piace il nome. Lo chiamiamo Paolo Rossi. Anzi, Paolo Verdi, visto il tema. E direi che gli diamo anche qualche caratteristica interessante come girovago. E gli diciamo: zio, tu adesso vieni qua, dove sei, e mi fai un bel giro. Ah, prima di tutto mi ricerchi il progetto di ricerca e dopo te ne vai a esplorare. Qui ignoriamo perché è troppo difficile da fare. Ah, purtroppo abbiamo perso purtroppo il nostro Paolo Verdi. Ha perso la possibilità di andare a studiare il sistema. Vediamo intanto qui lo scontro. Ok, questa la ricerchiamo. Scusate, non ho visto che cos'era. Ok, quindi alcune reti brillanti di origine sconosciuta illuminano periodicamente la superficie di Eglomia terzo A. Andiamo a controllarla, va bene. Qui c'è lo scontro. Ok. La caccia allora c'è, signori. Eccola qua, lo scontro. Aperta la caccia. Perfetto. Vita elettrica. Un ufficiale scientifico, Luca Zaio, comunica che Eglomia terzo A è ricoperto di un polo dall'altro da una rete capillare di filamenti elettrici. Sembra che rispondano agli stimoli esterni. La Space Y Discovery ha lanciato un impulso a bassa tensione verso la superficie che ha generato un'ondata di illuminazione che si è propagata come in un circuito. Ciò che è ancora più notevole è che le reti si riorganizzano. Oddio. Un secondo impulso più debole ha svelato che i filamenti si erano rimodellati e formarono una nuova trama, incentrata sul punto di impatto della prima scarica. Luca Zaio ha concluso sostenendo che la scoperta ha confermato una sua teoria. La vita può essere composta quasi esclusivamente da impulsi elettrici puri, indipendentemente dalla struttura cellulare o virale. Inquietante. Allora, ragazzi, però io direi che comunque la religiosità ci accompagna sempre. Intanto il nostro Luca Zaio ha preso una caratteristica. Vediamo. Allora, esperto in nuovi mondi, esperto di manipolazione dei campi, ci potrebbe stare. O esperto di particelle. No, io andrei sempre sui nuovi mondi. Continuiamo quella sua voglia innata di studiarli. Tanto siamo sotto di 15 crediti, ragazzi. Wow. Lo scienziato Paolo adesso può iniziare questo progetto di ricerca. Ok, continuiamo a ispezionare i sistemi. Allora, incontro il sistema ex Brinda. Andiamo a vedere che incontro c'è stato. Attenzione. Abbiamo stabilito il primo contatto con dei misteriosi alieni nel sistema ex Brinda. Per ora li chiameremo Minaccia Lamed, finché non ne sapremo di più sul loro conto. Se possiedono una forma di linguaggio dovremo decifrarlo per poter valutare se rappresentano una minaccia. Interessante. Ok, ragazzi, allora mandiamoli un nostro emissario per capire cosa sono, che poi più che emissario è uno scienziato. Qui Luca Zaio è tornato indietro, gli diamo da analizzare un altro tipo di sistema. Qui abbiamo fatto la ricerca della tecnologia. Come sarebbe bello prendere un orbitale. Però secondo me è ancora più importante avere i post bruciatori. Abbiamo bisogno di più potenza per andare a esplorare lo spazio. Qui intanto si è aperta appunto una possibilità. Adesso seguiremo. Intanto Pontida sta avvenendo la colonizzazione del pianeta Pontida. Appena sbarcheremo abbiamo trovato una collisione asteroidale.
Questo asteroide ha recentemente subito un impatto da parte di un altro corpo celeste all'interno della fascia, ne ha leggermente modificato l'orbita e ha creato un enorme cratere sulla superficie. Andiamo assolutamente a vedere cosa è successo. Allora, ripetitori dell'asteroide. Nella speranza di scoprire risorse rare all'interno di TBR 233D, i nostri scienziati sono imbattuti in qualcosa di molto insolito. Quello che sembrava una specie di asteroide è in realtà una stazione di trasmissione da tempo inattiva, dotata di un'elettronica complessa e di sensori avanzati predisposti per inviare segnali ad un antico impero. L'impatto ha anche danneggiato parte della struttura interna e possiamo estrarre solo uno dei sistemi da esso. Allora, recuperate i sensori o estrapolate il software di criptazione. Portata del sensore planetario più 2, wow. Portata a rivelazione iperlinee planetarie più 4, mamma. Wow, questo mi darebbe una visuale veramente enorme. Oppure estrapolate il loro software di criptazione. Io però andrei sull'estrapolazione del software di criptazione, ragazzi. Mi sembra qualcosa di più utile, onestamente. Anche se stiamo esplorando, però non abbiamo bisogno di vedere a più 2, più 4, onestamente. Però magari qualche cosa nella criptazione. Sapete, ci sono sempre questi elementi comunisti nella galassia. Allora, detriti analizzati, perfetto. Ora possiamo dirgli di effettuare il suo scopo, cioè quello di andare a scoprire nuovi mondi. Bene, intanto la flotta è stata riparata. Bene, sono contentissimo di ciò. Ok. Ora qui quanti pianeti potremmo, volendo, andare a recuperare? Interessantissimo. Costruiamo una base qua perché è importantissimo. Abbiamo un sito archeologico che ci serve. Lo voglio tenere subito con me. E poi ci andiamo a prendere questo pianeta sepolcro, che era quello di prima. Va bene. Luca Zai ha trovato un ammasso minerale. Una configurazione geometrica di minerali stranamente intenzionale e alla deriva nella cintura di detriti vicino a AQ9Q38. È possibile che sia di origine aliena. Andiamo a ricercarlo assolutamente, che comunque siamo curiosi di vedere quello che ci riserva la nostra galassia. Tanto stiamo andando a colonizzare, benissimo. Andiamo qua e facciamo una base stellare. Luca Morrisis intanto è passato, è migliorato e si prende, vediamo, un delegato, una produzione migliorata, una crescita della fiducia, un mantenimento della pop e un valore commerciale più 5. Consulente, lui è un virtuoso e un politico di secondo livello. Allora, essendo un politico di secondo livello, o facciamo ambasciatore o delegato diplomatico. Anche consulente non mi dispiacerebbe, però io andrei più per gioco di ruolo sul delegato. Codice cristallino. La formazione mineraria è un registro olografico, multilato, multiangolare e traslucido. È mantenuta in sicurezza nel raggio traente della Space Y Discovery, ma i nostri esperti avranno bisogno di tempo per codificare il contenuto. È stato sviluppato un processo speciale per accelerare il processo. Non ne verrà fuori nulla di buono, oppure molto bene. No, molto bene. Io voglio assolutamente, voglio capire però dove sta questo progetto qui. Allora, lo devi ricercare subito. Attenzione, cosa sta succedendo? Predoni cultisti rilevati. Fatemi vedere dove. Attenzione, sono arrivati i cultisti. Non c'è tempo, il nostro Vannaggi deve assolutamente mettere fine a questa piaga, ragazzi. Non è possibile. Non è possibile. Intanto portiamo questa nave di costruttrice qua sotto a questo punto e attendiamo a prendere questo pianeta. Stiamo iniziando un po' a scoprire cosa sta accadendo attorno, cioè come sono ambientati i vari sistemi attorno a noi. Insomma, un po' di cose adesso le stiamo valutando bene. L'unica cosa che Matteo Saltini e la Lega è difficile, conosciamo una piccola porzione della galassia, chissà com'è la nostra galassia. Allora, i dati olografici documentano i termini e le condizioni di un trattato commerciale.
trilaterale con le fazioni aliene maggiori che un tempo dominavano su questo quadrante della galassia. Questo ci dice il nostro codice cristallino. Il contesto ci sfugge e i dettagli sono privi di significato, ma l'ufficiale scientifico Luca Zeio ritiene che questa scoperta si rivelerà preziosa per aumentare la nostra abilità nel comunicare con le forze aliene. Interessante, cos'è che ci dà? Allora, Luca Zeio diventa un esperto governativo e presenta velocità di ricerca politica più 5, opportunità di opzione di ricerca governo più 25, wow. E si becca anche un sacco di esperienza, ottimo. Allora, qui abbiamo una nave scientifica ferma. Vai, analizza. Guardate qui come sembrerebbe fare il giro da questa parte e poi scendere anche da questo luogo. Incredibile. Quanto è densa. Quante cose potrebbero... e anche quanti orrori potrebbero starci al suo interno. Intanto abbiamo incontrato delle flotte ostili anche in questa posizione, quindi cerchiamo di andarcene, perfetto. Andiamo a vedere qualche altro sistema a questo punto. Benissimo, direi che adesso ci siamo. Trovata l'anomalia, la andiamo a studiare. Grazie Cencio. Andiamo a vederci l'attacco agli ex leghisti. Ah, guardate qua, che bello lo scontro con gli ex leghisti. Guardate qua, è un scontro già vinto, tra l'altro, ragazzi. Ormai il nostro Vannaggi è veramente un bomberone. Abbiamo sconfitto le forze cultiste incontrate finora, ma questi combattimenti hanno sollevato una serie di questioni allarmanti. Il culto dei separatisti leghisti ha dispiegato una flotta di navi ben più numerosa di quella che si stimava avesse costruito in segreto sul pianeta Padania Libera, la Terra, e ora dispone di una nave da guerra mai vista in precedenza. Da dove arrivano tutti questi mezzi? Vero? Ci sono altre navi da guerra come quelle che abbiamo appena distrutto? Dobbiamo indagare sui rottami dell'area da battaglia per avere delle risposte. Ragazzi, assolutamente, sono d'accordissimo. Loro hanno delle risorse incredibili che noi non abbiamo e dobbiamo capire perché questi personaggi della Lega da dove hanno preso queste risorse e chi li finanzia. Magari Putin? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Discarica. Questo asteroide fu evidentemente utilizzato come discarica da qualche civiltà passata. Andiamo a vedercelo quale. Questo qua, ok. All'interno della sua debole orbita sono presenti miliardi di macchinari e rottami metallici che lentamente stanno precipitando, ricoprendo di detriti la superficie. Non c'è nulla di particolare valore, ma potremmo recuperare un bel po' di scarti metallici con una stazione mineraria. Assolutamente sì, andiamo a recuperare. Wow, guardate qui, tutte zone ultra pericolose. Andiamo a ricercare anche qua. Nave scientifica, vai. Vediamo se riusciamo a... Qui non possiamo indagare questa parte qui, però prima o poi lo faremo. Wow, direi che sono abbastanza problematiche. Abbiamo scoperto appunto una nuova zona, va bene. Molto difficile, no, ignoriamo. Ah, guardate qua, come si articola. Ok, sembrerebbe un braccio. Allora, crescite cristalline. Le forme di vita che vivono su X800 non erano affatto come ci aspettavamo. I nostri scienziati definiscono che l'asteroide ha delle crescite di cristalli. Queste crescite sono risultate essere autosufficienti, causate da cristalli che assorbono radiazione ambientale di Zoblar e la combinano con la composizione minerale dell'asteroide. I cristalli stessi sono fatti principalmente di saccarosi e potenzialmente potrebbero anche essere commestibili. Curioso, commestibili dici? Allora, andiamo sulla ricerca o sul cibo? Io direi che commestibili non li vogliamo, perché noi ci mangiamo solo prodotti della nostra terra. I sapori della mia terra. Padana. Intanto qui ha finito di fare il suo avamposto. Andiamo a recuperare anche questa base. Io però direi, ragazzi, che allora la puntata può finire qui. Noi abbiamo qui 2 navi scientifiche e direi che a questo punto questa nave scientifica si può un attimo fermare, perché voglio che mi vada a vedere i progetti di ricerca che sono, cioè dei detriti, perché dobbiamo capire questi leghisti separatisti
come fanno ad avere questi fondi. Intanto Luca Zaio ha trovato altre rovine da esplorare. Le strutture impressionanti coprono una piccola area di superficie di Siolberg terzo A, praticamente implorano di essere esplorate. Andiamo a esplorarle. E noi ragazzi con questa schermata ci lasciamo e vedremo nelle prossime puntate dove ci porterà l'espansione della Lega di Matteo Saltini, perché adesso abbiamo fatto la colonia di Pontida e chissà in futuro dove arriveremo. Io vi ringrazio di essere rimasti con me e vi attendo per un prossimo gameplay. Mi raccomando, non dimenticate di mettere mi piace, commentare i miei video, iscrivervi al canale e forza Lombardia! Credenti e non credenti, di treni, di pullman, di macchine, di autocolonne della CGIL, CISL, WIL, di Berlinguer, del concerto del 1° maggio, perché in mezzo agli operai, ai precari, agli studenti, ai poliziotti, agli artigiani, alle partite IVA, alle mamme in cerca di lavoro, macchino il furgone vecchio, il trattore vecchio o il camion vecchio, però pastiglietta la mattina, pastiglietta la sera, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti. Torna la doppia contabilità, torna l'obbligo dei conti correnti, l'obbligo della carta di credito, l'obbligo del bancomat, penalizzazione per chi paga in contanti, fermano la tassa unica per chi fattura fino a 100.000 euro e complicano la vita a chi fattura fino a 65.000 euro togliendo il regime forfettario, rimettono burocrazia per raggranellare 30 milioni qua, 50 milioni là, per ridurre le tasse, asili nido gratis, soldi ai disabili, soldi alle famiglie, soldi alle imprese, tassa sulle bibite zuccherate, la tassa sulla plastica, perché i biscotti, i gelati, l'acqua, semplicità, trasparenza, onestà, meno tasse, più lavoro, più crescita, più sviluppo, sterminiamoli, cancelliamoli,